Siamo qui a Collomberto al termine di Permac Vittorio Veneto Riozzese, partita della 10ª e penultima giornata del girone d'andata, e qui con mister Diego Bortoluzzi insomma parliamo di una prestazione sicuramente positiva, perché rispetto alle ultime uscite avete approcciato subito con grande grinta al match. Cosa è mancato secondo te per pervenire a un gol che meritavate davvero nella sostanza? È mancato un po' di precisione negli ultimi 20 metri, un po' di frenesia di troppo e magari sbagliando l'ultimo passaggio, il passaggio decisivo. La scelta decisiva, ma sì, quello è stato l'aspetto meno buono di una giornata che comunque è ottima come prestazione, come approccio alla gara, come interpretazione di tutto, perché abbiamo fatto per lunghi tratti, abbiamo giocato noi bene, abbiamo giocato bene. Ripeto, ci è mancata un po' di lucidità negli ultimi 20 metri, però viste un po' di traversie che abbiamo attraversato in questi ultimi periodi, bisogna guardare solo agli aspetti positivi. Ecco, tra gli aspetti positivi principali c'è stata anche la grande grinta, la grande voglia che hanno messo le ragazze letose fino al primo minuto. Secondo te, qual è stata la svolta psicologica? Hai lavorato sicuramente molto anche sulla loro mentalità in settimana. Manca ancora quel pizzico di fortuna, però si vede che c'è voglia proprio di metterci grinta e di avere un'altra testa per affrontare le partite. Sì, oggi diciamo che abbiamo puntato molto sull'aspetto caratteriale, nel senso che ho chiesto alla squadra di fare una prestazione soprattutto tosta, soprattutto di cattiveria agonistica, perché era quello che c'era un po' venuto meno soprattutto nei primi tempi delle ultime partite. E oggi è stata tutta un altro tipo di gara, quindi la preparazione alla fine era basata soprattutto in quello, perché se non approcci le partite in una certa maniera diventa tutto più difficile. Oggi abbiamo, penso, avuto la certezza che se facciamo le cose in una certa maniera, con una certa intensità, allora possiamo mettere in difficoltà eh, qualsiasi squadra. Sicuramente sarà importante cercare di ripetere la prestazione, appunto prossima settimana si va a Napoli ad affrontare comunque una delle squadre più temibili di questo campionato, quindi quali sono gli ingredienti per cercare di fronteggiare sicuramente una delle squadre che finora ha espresso un gioco e una voglia per poter raggiungere l'obiettivo promozione? Ripetere la prestazione di oggi da un punto di vista caratteriale, da un punto di vista dell'agonismo, della convinzione, della determinazione, perché solo così si può mettere in difficoltà le squadre che fino adesso hanno dimostrato di avere qualcosa in più. Quindi dobbiamo ripetere la prestazione di oggi dal punto di vista appunto caratteriale, cercando di migliorare magari appunto negli ultimi, in fase conclusiva, dove abbiamo creato troppo poco per quello che le ragazze meritavano. Affronteremo una squadra che sarà sicuramente arrabbiata, avendo perso la partita di oggi e anche il primato in classifica, e quindi dovremo essere più che preparati. Siamo qui con Maria Zuliani. Allora, quest'oggi davvero abbiamo visto una squadra grintosa. Tu sei entrato in un momento importante perché sembrava che da un momento all'altro la partita potesse sbloccarsi. Loro hanno colpito due pali, però voi avete espresso un miglior gioco rispetto alle vostre avversarie. Come giudichi la prestazione nel complesso, soprattutto gli ultimi 20 minuti da quando sei entrata? Non credo che in generale in tutta la partita abbiamo spinto abbastanza, certo così ci siamo un po' messe davanti alle loro ripartenze, però insomma penso che abbiamo fatto nella partita, e anche se non abbiamo avuto delle occasioni molto nitide, però insomma forse meritavamo qualcosina in più. Ecco, per te il secondo gettone con la maglia del Permac. Nella partita a Verona avevi cominciato dal primo minuto, quest'oggi sei entrata nella ripresa. Come ti stai trovando a livello di movimenti in campo e anche poi nel rapporto con le nuove compagne? Beh, c'è ancora tanto da lavorare, perché insomma anche il centrocampo penso sia un ruolo un po' delicato, e quindi c'è da trovare un attimino le misure, le distanze, però insomma stiamo lavorando bene e quindi penso che ci divertiremo. E dal punto di vista invece personale, come ti trovi? Stai ritrovando gradualmente la forma? Quali sono le tue sensazioni in campo e anche nel lavoro durante la settimana? È un po' alla volta, sì, sto cercando di rimettermi in forma e spero di arrivare a una condizione buona per poter contribuire, insomma,
agli obiettivi della squadra. Siamo qui con Ilaria Mella. Allora, quest'oggi hai giocato davvero tutta la partita, eri ferma comunque da un po', hai cercato di dare il tuo contributo in avanti, si può dire davvero che oggi sia mancato solo il gol, avete espresso un bel gioco e con grande grinta dal primo minuto avete affrontato questa sfida molto importante. Sì, abbiamo giocato molto bene, abbiamo messo la grinta che abbiamo dal primo minuto, peccato per il gol, anche loro comunque ci hanno dato testa e il gol vabbè, è mancato, però comunque abbiamo fatto un'ottima prestazione. Ecco, è emerso anche proprio un bel sincronismo, una bella intesa con Adriana De Martini in avanti, quindi vi siete comunque trovate molto, lei sicuramente ha un gioco più fisico, tu punti più sulla velocità, quindi possiamo dire che davvero è mancato l'episodio, però l'intesa c'è sempre stata e sicuramente può crescere ancora col passare delle partite. Sì, mi sono trovata molto bene con Adri e ci siamo trovate spesso, peccato che non siamo arrivate alla conclusione, però sì, ci siamo trovate e abbiamo fatto un buon gioco. Si può dire che oggi avevate un'altra testa rispetto alle ultime partite, perché siete scese in campo subito grintose e sembravate, cioè rispetto ad esempio a settimana scorsa o a tutte le ultime partite dove avete sempre regalato un po' il primo tempo agli avversari, oggi benissimo sin da subito. Esatto, oggi abbiamo messo la grinta dal primo minuto, cosa che c'era mancata già da qualche partita e questa grinta la dobbiamo continuare ad avere nelle prossime partite e così riuscendo a portare a casa punti, perché secondo me così si può portare a casa punti. A partire da Napoli, trasferta difficile, però bisogna provarci. Molto lunga, difficile, però ce la possiamo fare, non è impossibile.